Da sotto il Visentin, gli altri borghi, e si guardano da Marennes. Ecco Marennes con l'ex convento, la chiesa dedicata a Santa Maria Elisabetta, i dintorni del borgo. Incontriamo Lina Piccin, maestra in pensione che ha scritto un libro sul borgo. Cioè, perché lì in paesi in posti qua, perché avevo l'estero, mi fai maestra. Dei tanti anni di insegnamento, uno degli anni ero a Marennes e qua ho parlato della scuola. Avevo 14 alunni di tutte le classi. Abitavano tutti là nelle frazioni d'intorno, a Pradal, a Marennes, a Valscura. Erano le tre frazioni che convergevano nella scuola di Marennes. Però a suo tempo era insufficiente 14 alunni per mantenere una maestra. E allora hanno chiuso e mi hanno mandato a Costa. Aspetta, era circa gli anni 51-52. Antonio e Maria sistemano il fieno, che verrà buono per l'inverno. Camilla! Eccola Camilla! Camilla! Vuoi da mangiare? No? Pronte? Camilla! Ma una volta quante bestie c'erano qua? Fino all'anno scorso ne avessi due. Poi, sì, due così, dopo le macellene, dopo mezza 90, mezza tosa. Tanti anni fa, quando era ancora mio suocero, gli aveva sempre due bestiole e una manda, roba da latte, insomma. Sì, è ancora qua con gli altri, ma lavora. Insomma, conviene, no? La nostra casa è qui dopo che trova da vicino qua, le vie della cesura. E dopo su, arriva su dalla scuola, gira a sinistra e va a Valcalda. E prosegue dritto e arriva su a Marennes. A Marennes non so quante persone che lì saranno, una decina, non di più. E una volta? E una volta era un centinaio. Quando mia suocera, lei è originaria di Marennes e era un centinaio di persone una volta. Adesso non è più nessuno.